Certamente in tutto il mondo è conosciuta la bandiera dell'Europa, ma pochissimi sanno come è nata questa bandiera. La bandiera europea porta una firma illustre, la firma della Madonna. Vi racconto come. Nel 1950 il Consiglio d'Europa bandì un concorso per avere dei bozzetti per scegliere una bandiera dell'Europa. Ebbene, vennero presentati migliaia e migliaia di bozzetti, ma ce ne fu uno presentato da un giovane pittore di nome Arsène Heitz. Mandò un bozzetto con uno sfondo azzurro e 12 stelle. Perché? Come nacque questa idea? Lo stesso autore l'ha raccontato. Stava leggendo la storia delle apparizioni mariane a Santa Caterina Labouré del 27 novembre 1830 e volle procurarsi la medaglia